La definizione dei criteri per la formazione sull'uso del carro ponte è certamente un'altra tra le principali novità introdotte dal nuovo accordo Stato-Regioni del 2025. Come sappiamo, si tratta di un'attrezzatura piuttosto diffusa, la cui formazione fino ad oggi non era espressamente normata. Il corso per addetti all'uso del carro ponte dovrà ora prevedere un modulo tecnico teorico di 4 ore e una parte pratica di 6 o 7 ore a seconda del tipo di apparecchiatura utilizzata, distinguendo il caso del carro ponte con cabina da quello senza cabina, ma con comando pensile, rispetto a quello senza cabina con radiocomando. L'aggiornamento dovrà essere svolto con cadenza quinquennale per una durata minima di 4 ore e riguarderà esclusivamente la parte pratica. Per lo svolgimento della parte pratica, il rapporto tra docenti e partecipanti dovrà essere al massimo di 1 a 6. Attenzione che il nuovo accordo ritiene valida la formazione già svolta prima della sua entrata in vigore, purché con contenuti conformi a quanto previsto dallo stesso accordo. Vi invito pertanto a valutare con attenzione la validità dei corsi già svolti. Per approfondire le altre novità introdotte dal nuovo accordo sulla formazione e sulla sicurezza, oltre a seguire i nostri seminari gratuiti, disponibili sul sito di Vega Formazione, guarda le altre pillole video disponibili nei nostri canali social.